I fiori, le vedute, la tradizione delle terre ai piedi del Grappa, il paesaggio con i suoi odori e profumi tra il Brenta e il Piave, che evoca emozioni profonde. A Villa Marini Rubelli la Biennale d'Arte Contemporanea, 75 artisti per 11 comuni della Pedemontana. È una biennale, una mostra collettiva di artisti. L'edizione 2017, lasciatemi dire con un po' di orgoglio, è un'edizione straordinaria. Per il grande coinvolgimento di comuni artisti, per gli eventi correlati come i laboratori didattici e la passeggiata di domenica. Passeggiando nella terra degli artisti sarà una passeggiata lungo i sentieri e le bellezze del territorio di San Zenone, dove troveremo 4 chioschi ristoro con prodotti tipici locali e degli artisti all'opera che dipingeranno il territorio circostante insieme a dei musicisti che suoneranno una buona musica. Sull'importanza dell'acqua come bene prezioso, acqua come fonte di vita, acqua come fonte di creatività. Ad esporre artisti locali legati alla terra del Grappa fino al 29 di ottobre. Non lasciatevi scappare questa opportunità di emozionarvi con i colori della nostra Pedemontana.